Ed eccoci, siamo arrivati a scoprire, in realtà con un malanimo che è raro in un angelo come me, come vendicarci del più antipatico dei colleghi, di chi ci ha fatto un grave sgarbo, facendo un'ottima figura, cioè dandogli una chilata di alche Kenji, ma serviti in maniera molto chic, vale a dire assieme alla cedrina. E allora, impariamo cos'è la cedrina e poi, aspetta che ti tengo io tutte queste cose. Io devo dire probabilmente alla fine della puntata dovrò sospendere per un po' la trasmissione perché avrò il mio da fare, avendo questo fruttino così tanto buono, dei poteri lassativi non indifferenti, ma prima appunto di mangiarlo condito con la cedrina scopriamo che cos'è la cedrina. La cedrina è un arbusto, un piccolo alberello, su fruttice per certi aspetti, profumatissimo, molto decorativo ma soprattutto profumatissimo. La sua foglia gradevole ricorda, come diceva proprio il nome, questo profumo di cedro che si diffonde facilmente. Io ho finito le mani, fai sentire? Buono! L'aroma è fantastico. È una pianta che si utilizza in cucina, nella liquoristica moltissimo, ha applicazioni e impieghi diversi. Rigogliosa, robusta, perenne, questo è l'aspetto anche importante di questa pianta. Dalla primavera che incomincia a vegetare possiamo staccare, utilizzare le sue foglioline e impiegarli per scopi differenti, dall'utilizzo nella preparazione di una crema, di una macedonia, quindi aromatizzare in modo particolare i nostri dolci, torte, quello che si vuole, nonché aromatizzare il liquore, famosissimo era il liquore di cedrina o di erba luigia, così come una ricetta lo diffondeva e lo aveva chiamato. Poi ancora usato per aromatizzare il pesce, perché no, impiegato per aromatizzare bevande diverse, una tisana. Da noi è poco diffuso, poco impiegato l'infuso di cedrina come singolo erba, ma ci spostiamo nel centro Europa e nord Europa, questa tante volte viene utilizzata e impiegata al posto del tè classico. Il sapore ricorda, il profumo ricorda molto quello che sentiamo qui adesso con anche questo piccolo vento che c'è, proprio di cedro puro. Anche il sapore ricorda tanto il cedro, un po' più amaro, perché vabbè, in realtà quando penso al cedro penso alla cedrata, è un po' più amaro ma è proprio buono, è morbido, non so. È gradevolissimo, questo profumo fresco, fantastico. Una curiosità, qualche anno fa in un laboratorio notturno facemmo una passeggiata e poi alla fine feci accomodare delle persone a sedersi sopra dei cuscini col profumo di cedrina e questo profumo si diffondeva nell'aria, molto, molto piacevole. È una pianta rilassante, calmante, che non ha controindicazioni, quindi di facile impiego, di facile utilizzo anche nella nostra vita quotidiana. Scusami se rido, però stavo pensando che unendola qui al nostro Alke Kenji, poi facendo sempre la nostra bella figura con il nostro antipatico amico o collega, quello che ci ha trattato male, con il quale ci vogliamo vendicare, gli procureremo dei disastri intestinali non da poco, ma tutto sommato lui comunque li vivrà con una certa calma, avendo mangiato anche foglie e foglie di cedrina, no? Sì, questo dovrebbe aiutarlo, chissà, a vivere meglio. Tu mai nella tua vita di direttore del Giardino delle Erbe, Augusto Rinaldi Ceroni, hai sentito di un uso così pessimo delle tue piantine? Poi ancora questa cedrina può essere usata anche per profumare ambienti locali, perché no? Perché questo profumo si diffonde, si può distillare, estrarre un olio essenziale che ancora ha un aroma che ricorda molto quello della foglia stessa. La resa è buona, l'olio essenziale leggermente giallognolo e interessante anche come per la sua colorazione. Si coltiva facilmente in vaso, possiamo tenerla in giardino, nell'orto, sul davanzale, sul balcone, ancora è una pianta rigogliosa, vediamo qui l'altezza molto alta, si può tagliare ripetutamente durante l'estate e quindi contenere un po' le dimensioni, oppure farla crescere se vogliamo ad alberello con un fusto principale. Se no in vasetto, in davanzale possiamo tenerli in vasi grandi ovviamente e dargli la forma che preferiamo. In inverno andrà in riposo vegetativo, questo non pensiamo la pianta sia morta, sia che questa sia posta in piena terra, che sia sistemata in vaso e messa in un piccolo tunnel freddo o in casa, ha bisogno di un suo momento di riposo, si ferma e poi riprenderà a vegetare con l'arrivo della primavera. Molte volte la pianta, anche in piena terra, tarda la sua ripresa vegetativa. Capita di trovare in alcuni casi piante che riprendono a vegetare solamente alla fine di maggio, primi di giugno. Questa volta non serve, può essere utile se andare a scalzare, a incidere un pochino con l'unghia nel fusto, ma comunque spesso la vegetazione deve riprendere dalla base, da sotto terra.
Allora, io chiedo intanto alla regia se mi fa segno, abbiamo ancora qualche minuto per... ecco, allora, io la posso coltivare anche in casa in vasetto o è meglio se la interro? Si può fare in vaso grandino, almeno un vaso del 20-22, così ha più possibilità di poter crescere rigogliosa, robusta. Lasciamola a mezz'ombra o al sole. Se è un vaso in terracotta possiamo utilizzarla, lasciarla anche in pieno sole se è un vaso grande. Un po' di acqua ci vuole perché nel vaso è fondamentale, non lasciamola troppo al secco perché appassirà con facilità. Un po' di concimazione sia nel momento in cui ne invasiamo, semmai durante l'estate, se vediamo che le foglie tendono a ingiallire un pochettino, il suo colore è sempre di un bel verde intenso e niente altro. E poi raccogliamo, non dobbiamo avere paura di staccare le foglie o tagliare o cimare i rametti perché queste ricacceranno. Ovviamente più viene tagliata ripetutamente, meno saranno le probabilità di vederla in fioritura. Il suo fiore è questo, anche questa qui è tipo una verbenaccia e di conseguenza il suo fiorellino ricorda un pochettino la verbena. Ha anche usi tipo medicamentosi officinali, ci si fanno delle creme? Perché mi piacerebbe una crema alla cedrina. Sì, principalmente è una pianta d'uso rilassante, impiego rilassante, quindi non ha grossi impieghi o implicazioni in farmaceutica. Come no? Soprattutto quello di rilassare e distendere, quindi più erboristico se vogliamo. Ok, allora prendiamo, per quanto mi riguarda, Sauro, io ordino tutto questo fino in fondo per me, poi insomma vedrete come le conduco molto più rilassata alle prossime trasmissioni. Qui ho visto prima, ecco, queste foglioline hanno delle macchioline marroni, non è assolutamente niente, suppongo, perché quando io penso che sia acqua secca è il mal bianco e per cui pianta mezza morta o quel che è. Queste? No, sono piccole puste, probabilmente una puntura di qualche insettino, ma ormai tutto passato, a posto. Qualche volta... Non è niente! Niente, questo non è un problema grave ancora in questo caso. Alcune cose a volte sono anche dovute a scottature da sole con rugiada, ma niente di che in questo caso. Vabbè, ma insomma, se però si scotta, che le si spalmi sopra un po' di calendula. Potrebbe servire, ma questa pianta è più robusta e non c'è problema, resiste facilmente. Ok, allora adesso potremo iniziare a preparare il nostro dolce. Adesso io ti tengo questo, tu Tengo il riprendi, microfono, no, anche riprendi i frutticini. i tuoi frutticini e facciamo vedere anche noi. Katia, ci perdoni, vero? Noi improvvisiamo in realtà la vendetta di Montezuma, però che parte si chiama così, no? La dissenteria che un sacco di viaggiatori poco esperti andavano in Messico, bevevano l'acqua che trovavano e poi stavano giorni e giorni, invece che andare a vedere Chichén Itzá piuttosto che Acapulco, quello che era, stavano giorni e giorni in bagno in albergo. E quindi cosa hai visto del Messico? Delle belle piastrelle. Va bene, noi facciamo la vendetta di Casola Valsenio. Apriamo il nostro frutto, proviamo. Il frutto, ciliegina è bella grande, aperta, e poi li abbiniamo proprio in modo poverissimo, Katia sarà più brava a fare la miscela, l'abbiniamo con la nostra cedrina e insaporiamo il tutto. Adesso io testo, Chissà se migliora il sapore. Ma secondo me sì. L'importante è non mettere la foglia dell'alchichengio. Sta bene, se proprio è antipatico quello lì, mettetegli la foglia dell'alchichengio, ma lo mandiamo all'ospedale o lo mandiamo al creatore? All'ospedale sicuramente. E vabbè. Pazienza, non so se riusciremo a fare altre puntate perché probabilmente mi arresteranno per istigazione a delinquere. Comunque è buona quella cedrina, sì. Magari sì, Katia ci potrebbe insegnare come guarnirla e presentarla in maniera più chic, però intanto il risultato... La prova in campo è questa. E allora chiudiamo questa puntata cedendo come sempre la linea a Katia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Oggi abbiamo scoperto alchichengio, piantina arancione meravigliosa con un frutto buonissimo che io ho consigliato di usare con grande fantasia come ottimo ingrediente per la fonduta di cioccolato, ma anche come ottimo ingrediente per una vendetta. Se la persona di cui ci vogliamo vendicare, avendo esso proprietà lassative, è a dieta e quindi dice no cara, io il cioccolato non lo mangio, non c'è problema, te lo servo con la cedrina, che è questa piantina qui di cui abbiamo appena finito di parlare. Grazie Sauro soprattutto per averci insegnato come avvelenare, in qualche caso quasi uccidere, i nostri antipatici colleghi. Non è così grave, grazie a tutti voi di nuovo. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata, non perdetela!
Oggi facciamo uno zabaione con gli alchikenji e la cedrina. Prepariamo per il nostro zabaione in una padella dello zucchero, dove mettiamo praticamente i rossi delle uova. In questo caso non utilizziamo i bianchi perché per lo zabaione è meglio soltanto il rosso. Qua stemperiamo il tutto sul fuoco. Fra poco aggiungiamo un bicchierino di marsala e andiamo a portarlo al fuoco. Intanto che ci portiamo sul fornello, prendiamo anche il cioccolato fondente da fondere. Abbiamo già l'acqua che bolle, appoggiamo la nostra coppetta e andiamo a preparare lo zabaione. Lo zabaione, a differenza della crema, è un pochino più noioso. La crema per qualche attimo si può abbandonare, mentre lo zabaione va sempre mescolato perché il rosso dell'uovo altrimenti si solidifica subito, creando dei grumi antiestetici nel nostro zabaione. Eccoci qua, possiamo il nostro prodotto o montarlo per renderlo più spumoso e leggero o altrimenti servirlo anche così. In questo caso, visto che dovrà fare semplicemente da letto per gli alchikenji, lo andremo a mettere così. Passiamo ora ai nostri alchikenji. Vediamo se è sciolto. Quasi. Ci siamo quasi. Togliamo questo che non serve più. Questi che li abbiamo già usati. Prendiamo la nostra cioccolata che nel frattempo si è fusa e a questo punto cominciamo a preparare gli alchikenji. Gli alchikenji, come vedete, all'interno appunto hanno la loro pallina che noi andiamo a mettere nel cioccolato fuso. Andremo a ricoprirli bene.
andiamo a mettere in frigorifero perché si rassodi il cioccolato. Intanto in una padella antiaderente andiamo a mettere un pochino di olio extravergine e, udite udite, dello zucchero. Andiamo ad addolcire l'olio extravergine. Mettiamo sul fuoco. Sciogliamo leggermente lo zucchero. E non appena il nostro olio bollirà, andremo ad inserire le foglioline di cedrina, che hanno un gusto meraviglioso, limonato, di limone quasi, però è molto amara, quindi passandole appunto nello zucchero con l'olio andiamo ad addolcirle. Questa è una cottura rapidissima perché altrimenti diventano nere, quindi siamo già pronti. Andiamo a posizionarle. Ed ora andiamo a prendere i nostri alchecheggi. Si sono già rassodati. Eccoli qua. I nostri alchecheggi con zabaione e foglie di cedrina. Al centro possiamo aggiungere dei piccoli cristalli di zucchero. E allora facciamo un passaggio un po' rapido dall'erba cedrina e l'alchechengio, passiamo al fotovoltaico e agli accumulatori di energia. Perché? Perché domani è la puntata dedicata alle nuove tecnologie. Assieme al nostro amico Giuseppe Valentino parliamo proprio di questo, ma impariamo anche a come sostituire un interruttore e parliamo anche di moto perpetuo, più o meno quello che ho sempre io, che non riesco mai a stare ferma, a parte quando una telecamera cerca di inquadrarmi. E allora, grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo l'appuntamento con Diffusion più Bio è in replica questa sera alle 23:30. Se vi siete persi qualcosa e stasera vi addormentate, vi aspetto domenica alle 10:30 del mattino. Ciao ciao!